L'ospedale di Mirano ha un nuovo cardiologo grazie alla borsa di studio intitolata al dottor Pascotto, progetto dell'Associazione Cuore Amico. Piero Pascotto è stato il nostro maestro, è un grandissimo cardiologo, un grande luminare, un uomo carismatico, professionalmente secondo a nessuno e che negli anni 85-90 ha fatto conoscere questa nostra cardiologia, che è una cardiologia di un piccolo paesino di 10.000 abitanti, ma che era il punto di forza del Veneto per quanto riguarda la cardiologia. Un territorio molto vicino al proprio ospedale e che cerca di dare il proprio contributo, il proprio aiuto anche a forme di professionalità che sono appunto importanti, quali quelle appunto della cardiologia milanese. Il nuovo medico è il dottor Federico Mercanti, classe 1986 di origine romana, che per lavoro ora risiede nel veneziano. La borsa di studio è dedicata ad un neo specializzato in cardiologia che con interesse specifico nel campo dell'emodinamica interventistica. L'emodinamica interventistica a Mirano viene fatta a 360 gradi. L'emodinamica di Mirano non si occupa soltanto di interventistica coronarica, ma si occupa di interventistica carotidea, di interventistica vascolare periferica, di interventistica aortica, per cui chi viene qui a Mirano ha la possibilità di spaziare a 360 gradi su quello che è l'interventistica vascolare in generale. La borsa di studio ha una durata di 12 mesi e l'Associazione Cuore Amico, insieme ai 17 sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese, ha partecipato a istituire il contributo a favore del distretto di Mirano Dolo della Ulstre.